Buon pomeriggio, benvenuti alla nostra rubrica Il vice sindaco risponde, sì, perché oggi il nostro ospite è il vice sindaco di Catania, fresco di nome, Massimo Pesce. Buon pomeriggio a tutti. Nonché assessore all'ecologia. Glielo chiedo subito, un incarico di grande responsabilità a Catania. Sì, assolutamente, io non le nascondo, direttore, che vivo con grande emozione questo momento. Quando il sindaco mi ha chiamato per comunicarmi questa nomina, è chiaro che ho sentito il peso, ma anche il piacere, la gioia di poter servire la città con questo incarico istituzionale prestigioso. Questo per me è un grande impegno che assumo nei confronti di tutti i cittadini. Io ero già assessore, quindi ho sempre improntato la mia attività amministrativa con il confronto con la gente, il dialogo, e io credo che dovremmo andare sempre su questa linea, perché ritengo che amministrare la città, governare questa città non è semplice, ma non si può ridurre soltanto a gestire i dipendenti, gli uffici, le delibere, le determine. Occorrono anche, ma è necessario un dialogo con il cittadino singolarmente, con le associazioni, i movimenti civici e anche per chi muove le critiche, perché le critiche sono essenziali, perché ci fanno cogliere anche qualcosa che a noi è sfuggito, piuttosto che modificare qualche atto, qualche scelta che come amministrazione abbiamo portato avanti, perché tutte le nostre scelte ricadono su tutti i cittadini, sia giovani, meno giovani, operatori economici e questo turisti. Questo è un po' il senso anche della Esattamente, nostra e quindi io trasmissione. credo che anche trovare modificare un atto sia un segno di umiltà e soprattutto non un passo indietro, ma un passo avanti con la città. Vabbè, certamente, un bellissimo rapporto. E questo sarà il mio impegno nel proseguire l'amministrazione. Si fa piacere ascoltarla. Grazie. Vi ricordo il numero 342 74 55005 per i vostri WhatsApp, le email a Sicilia24Focus, come sempre, eccolo lì, @telecolor.it. Allora, Catania è attrattiva in questi giorni, 100.000 presenze registrate per il Ponte dell'Immacolata, abbiamo visto una città addobbata a festa con luci, festoni, mercatini, ecco qualche immagine, si respira naturalmente una bella aria di Natale, il centro storico, un bel colpo d'occhio che stiamo anche rivedendo in questi momenti. Assessore. Sì, la facciata del comune di Catania è bellissima, già inaugurata dal sindaco, l'albero di Natale che vediamo qui tra le immagini, bellissimo, inaugurato l'altro giorno dal sindaco alla presenza di tantissimi cittadini, e abbiamo già registrato tantissime presenze, ce lo aspettavamo. Abbiamo cercato di fronteggiare al meglio, garantendo la pulizia, il decoro e anche la sicurezza nella città. Noi ringraziamo tutti, le forze dell'ordine, il corpo di polizia municipale e anche, devo dire, gli addetti a coloro che puliscono le strade sistematicamente, e con i nuovi meccanismi che abbiamo messo in campo, penso a questi nuovi macchinari di cui parleremo, abbiamo cercato di garantire più pulita appunto la città, più godibile, e noi siamo contenti di queste presenze e auspichiamo anche presenze maggiori nei prossimi weekend. Bene, ce lo auguriamo anche noi da catanesi. Lei, vice sindaco, rimane, abbiamo detto, assessore all'ecologia e ha quindi una delega, diciamolo pure, delicata. State facendo tanti sforzi, ma un settore non riesce, almeno la nostra impressione e l'impressione anche di tanti cittadini che ci scrivono, è il decollo della raccolta differenziata, che fatica un po'. Che dati abbiamo e quali sono le prossime iniziative per aumentare un po' le cose? I dati che abbiamo attualmente, il dato è intorno al 37%, anche se questo dato, il dato reale lo vedremo del 2025, lo verificheremo nel 2026, all'inizio 2026, perché su questo dato pesa un'attività importante effettuata quest'anno da parte nostra di bonifica di grandi discariche che erano presenti sul territorio da anche più di 10 anni, penso a Via Toledo, Via Ungaretti, che sono le più grandi, e sono state oggetto anche di servizio della vostra emittenza. Quindi questo ha concentrato un po' la vostra gli sforzi iniziativa e appesantisce quei dati rispetto alla raccolta differenziale, diciamo al dato numerico. Su Via Toledo farei un discorso a parte, perché Via Toledo da una mega discarica diventerà un CCR con i fondi Caivano, e questo è CCR una vuol dire?
aprire, ricordiamolo. Il centro comunale di raccolta, la cosiddetta più volgarmente isola ecologica. Ecco, questo è un altro tema, direttore, ne avevamo 2, ne abbiamo 5 e ne apriremo un 6° prima di Natale in via Forcile, quindi questa è una presenza che ovviamente è infrastrutturale, che ci consentirà nel prosieguo dei prossimi mesi di migliorare la raccolta differenziata insieme ad altri interventi ovviamente che... Certo, oggi tra l'altro ci doveva essere lo sciopero nazionale appunto delle pulizie del testo urbano, che invece è stato scongiurato all'ultimo momento. La raccolta è stata regolare oggi? Sì, era uno sciopero nazionale per il rinnovo dei contratti, è stata scongiurata, quindi la raccolta quest'oggi è proceduta regolarmente. Noi avevamo preparato già un piano B perché abbiamo avuto un altro sciopero lo scorso mese e l'abbiamo fronteggiato, però non è stato necessario, perché venendo meno lo sciopero il servizio forse un minimo di ritardo ha avuto, però comunque i dati che adesso prima di venire in trasmissione avevo erano già di una situazione serena in tutte le parti della città. Parliamo della nuova isola ecologica intelligente, cioè quella di San Cristoforo, un quartiere simbolo dove spesso con Tonino De Mana abbiamo denunciato la presenza di maxi discariche. Sì. Allora, di isole ecologiche intelligenti ne abbiamo già installata una in piazza Viceré, quindi quartiere Barriera Canalicchio. Abbiamo installato questa proprio a San Cristoforo, in piazza Bonomo, e sicuramente installeremo pure a Vulcania, a Corso Indipendenza e a San Giorgio. Saranno 5. Sì, sono 5, e queste consentono beggiando con la carta d'identità o la tessera sanitaria l'apertura automatica, e quindi poter conferire a qualunque orario del giorno e della notte plastica, metalli, carta, cartone, vetro e piccoli elettrodomestici. Sono ovviamente intelligenti, di ultima generazione, c'è una telecamera ovviamente che vigila H24 e appena si riempiono i contenitori arriva un alert all'azienda che immediatamente va a svuotare. Quindi l'informazione è abbastanza diffusa, la gente è al corrente di questo? Sì, devo dire che quella di Piazza Viceré, che è già installata da qualche mese, funziona benissimo, quindi anche queste funzioneranno, e a breve noi pensiamo entro la primavera, direttore, noi metteremo in campo almeno una dozzina di queste isole intelligenti, laddove adesso ci sono le isole interrate, delle isole ecologiche interrate che non funzionano, sono sparse per la città, sono per l'esattezza 10, penso per esempio quelle in Corso Italia, in Piazza Trento, Largo dei Vespri, e saranno sostituite da queste intelligenti. Caspita, quindi aumenteranno notevolmente. Cos'è Caretta Caretta? Il nome richiama inevitabilmente la tartaruga. Perché l'esigenza di un nuovo sistema di raccolta? Chi lo gestisce? Come funziona? Dove? Allora, questo Caretta Caretta è un sistema innovativo. Noi lo stiamo sperimentando, abbiamo sentito anche l'associazione di categoria, ce lo chiedevano i commercianti, perché la zona del centro storico centrale della città, dove insistono tanti operatori economici, ovviamente aveva necessità di una raccolta differente. Loro hanno bisogno di conferire ogni giorno l'organico, i quantitativi sono enormi, e con il Caretta Caretta questo sistema innovativo prevede delle postazioni dove l'automezzo sta fermo per 50 minuti, un'ora, e dove il singolo soggetto titolare di un'utenza non domestica può conferire il rifiuto del giorno. Quindi supponiamo il lunedì la frazione organica più la plastica, il martedì la frazione organica più il vetro e così via. Ma è un mezzo mobile? Sì, assolutamente, infatti effettua un percorso, sono 5 stazioni per ogni mezzo, in totale sono 10 stazioni, e la raccolta viene effettuata al mattino e alla sera. Quindi veniamo incontro alle esigenze, direttore, per non avere i rifiuti fuori dai locali. E quando parte? È già partito l'8 dicembre e quindi sta carburando, per così dire, e siamo ovviamente aperti eventualmente a modifiche, a rettifiche per venire incontro alle esigenze. È chiaro che se questo sistema dovesse funzionare, e noi ci auguriamo di sì, porterebbe benefici alla raccolta differenziata, alla pulizia nelle strade certamente, e sicuramente nella raccolta dei rifiuti, perché noi potremmo estenderlo anche ad altre zone della città. E anche i commercianti saranno molto soddisfatti di poter risolvere questo problema, che altrimenti per loro tante volte era pesante. Hanno accolto con favore questa nostra iniziativa, che svolge in questo caso la GEMA, che si occupa del servizio nell'8 centro a proprio carico, però condivisa con l'amministrazione e con il sindaco. Bene, allora facciamo una
breve pausa con il vice sindaco Pesce, sempre assessore all'ecologia, per cui esperto di tutti questi temi. Adesso toccherà a voi, dopo la vostra breve pausa, i numeri li vedete lì e quindi aspettiamo i vostri WhatsApp. A più tardi. Bentornati al Vice Sindaco Risponde, Vice Sindaco di Catania Massimo Pesce, pronti per le vostre domande, le vostre richieste e anche, se è il caso, come ha detto il Vice Sindaco, anche le critiche, vero? Assolutamente. Perché voi le accettate anche in diretta. Via Campania, auto abbandonata da mesi. Questo è in via Campania. In via Campania. Via Campania. Vedo il vice sindaco che prende nota. Questo purtroppo delle auto abbandonate è un problema serio. Ancora rimane questo, vero? Che sì. Io ho fatto tanti anni fa l'assessore, mi occupavo della polizia municipale e ho affrontato questo problema delle auto abbandonate. Anche noi ne abbiamo parlato esattamente, più volte. E purtroppo è un fenomeno che ancora non si riesce a debellare. Comunque ho preso appunto, lo comunicherò all'assessore competente per intervenire in via Campania. Perfetto, grazie vice sindaco. Allora vediamo ancora, alberi coprono la visuale sulla circonvallazione. Sì. Questo lo constatiamo anche noi quando da Buongiorno Sicilia facciamo le riprese dall'alto. Allora, devo dire che io fino a qualche giorno prima di ricoprire questo incarico ero assessore al verde, quindi conosco la problematica. Ero io l'assessore al verde e quindi nell'ultima programmazione delle potature degli alberi, perché noi purtroppo lì abbiamo un tema difficoltà importante che è rispetto ai mezzi e agli uomini a disposizione. Nell'ultima programmazione non abbiamo ricompreso la circonvallazione perché lo faremo a breve, in quanto occorre fare un intervento molto, molto importante, molto lungo, che durerà parecchio e dobbiamo cercare di farlo quando, per evitare appunto che si crea una congestione del traffico. E quando lo farete? Io spero a brevissimo, lo comunicheremo, io spero che il nuovo assessore lo sa, l'ho già comunicato a lui. Feste, diciamo. Sicuramente dopo le feste oppure durante le feste, vediamo, perché potrebbe essere il momento propizio. Dico subito però che io ho fatto alcuni interventi, soprattutto in circonvallazione all'inizio di parte, diciamo, dalla zona di Ognina, perché abbiamo eliminato i rami che ostruivano i semafori, sia pedonali che non pedonali. Almeno abbiamo fatto quell'intervento, intanto tampone, in attesa di una potatura più importante. Vediamo ancora se ci sono messaggi. Al vice sindaco chiedo se può fare qualcosa per la sistemazione delle strade. Oggi abbiamo tra l'altro mandato un servizio dove si vede. Ma guardi, ha ragione il sindaco, credo che proprio è impegnato su questo fronte e sta facendo di tutto per avere dei fondi importanti per poter Fondi intervenire. Regionali? No, questi probabilmente potrebbero essere anche nazionali. È una cosa che sta seguendo lui in prima persona, perché purtroppo noi abbiamo una situazione economica tale per cui siamo in grado di poter, con le politiche comunitarie, con fondi comunitari, magari realizzare bellissime piazze come ci sono in città, e magari non abbiamo la spesa corrente per affrontare questo tipo di spese. E quindi io sono convinto che il sindaco riuscirà, grazie alle sue relazioni, alla sua autorevolezza, ad avere questi fondi, perché Catania ha bisogno di fondi importanti per la sistemazione di tutte le strade, di parecchie strade della città. Importante, grazie. Allora, in via Locatelli 13 c'è un maxi condominio sprovvisto di carrellati. Via Locatelli dov'è? Io in che zona non me lo ricordo. 13. Deve essere la zona nord. E vabbè, questo lo facciamo, sì. E allora, i condomini... Prego. Noi sui condomini stiamo facendo un grande lavoro. Attualmente siamo arrivati a circa 700 condomini che sono serviti in tutta la città, con una prevalenza nella zona dell'800, che poi è la più grande. E quindi è un'azione che noi facciamo quotidianamente, le 3 aziende fanno quotidianamente su nostra indicazione, perché il condominio che appunto ha i carrellati, che li ha all'interno, quindi regolarizza la raccolta differenziata, quindi la migliora, e nel contempo non conferisce sulla sede stradale i rifiuti. Quindi
farò contattare immediatamente in via Locatori 13 se c'è un amministratore, perché noi abbiamo l'elenco degli amministratori, piuttosto che qualche condomino, per trovare una soluzione. Scusi Pizzasino, rimane sempre che il numero di appartamenti deve essere molto elevato, mi sembrava una trentina prima, oppure no? Allora sì, il regolamento dice questo, perché noi abbiamo un regolamento sui rifiuti che abbiamo approvato, il Consiglio Comunale ha approvato qualche mese addietro, prevede una soglia minima, ma all'interno però del regolamento abbiamo previsto delle possibili deroghe e quindi si viene incontro ai condomini che eventualmente hanno una soglia inferiore di condomini. E che fanno la richiesta? Deve essere, fanno richiesta, certo. Naturalmente devono avere un responsabile di condominio. Esattamente, come minimo. Un riferimento piuttosto che un amministratore, sì, quello sì, perché è chiaro, per avere un riferimento. Diciamo, da questo punto di vista siamo anche noi a cercare i condomini. Quindi... Giusto, comunque siete disponibili a qualche deroga? Assolutamente sì, assolutamente. Importante, andiamo avanti. Troppi rifiuti al Viale Vittorio Veneto, se ne parliamo più volte, devo dire, a volte i commercianti non rispettano il conferimento, ne parlavamo un attimo fa, stavolta dall'altro lato. Esattamente, questa è una di quelle zone, come le dicevo poc'anzi, che potrebbe essere interessata dal caretta caretta, perché spesso il commerciante conferisce male anche per questo motivo, perché magari chiude l'attività prima, ha troppi rifiuti e se ne vuole disfare immediatamente e spesso non conferisce come dovrebbe. Quella è una zona in realtà dove insistono tante attività commerciali e quindi noi speriamo che questo sistema possa funzionare. Quella è una zona dove sicuramente potremmo estendere questo sistema. È interessante perché ogni tanto se ne riparla di Viale Vittorio Veneto, senza polemiche, però ritorna. Cioè, caretta quindi lo potreste mettere da quelle parti? Estendere in altre parti della città. Quella è una di quelle zone che noi abbiamo attenzionato, perché insistono tante attività commerciali, via Veneto e anche zone limitrofe traverse. Infatti la verifica ce l'abbiamo noi, perché spesso ne parliamo. Questo per esempio caretta che è partito adesso l'8 dicembre, che diciamo ha un quadrilatero, una zona che è ricompresa diciamo dalla pescheria fino a Piazza Turiferro, ricomprendendo anche Piazza Duomo. Insistono circa 350 operatori economici, quindi serviamo non sono pochi, però esatto. Non sono neanche un numero adeguato, esatto, però 350, diciamo. Se solo un terzo conferisce male sembra tutto il centro storico sporco. Giusto. Andiamo avanti, vediamo. Complimenti, abbiamo visto, ne parlavamo un momento fa, Glutton Glyron, come dovremmo dire, ma noi parliamo all'italiana. Glutton, la macchina aspira rifiuti. Come sta andando? Secondo me bene. Stanno l'azienda, perché queste due macchine le gestisce Gema, perché queste macchine sono adatte alle zone pedonali, evidentemente perché raccolgono su strada e quindi su strade, sui marciapiedi, e aspirano tutte e hanno anche una lancia che consente di disinfestare per esempio i cestini, perché spesso purtroppo in via Tennea, Piazza Università, Piazza Duomo, Piazza Vincenzo Bellini, Piazza Sesigoro eccetera, vediamo anche gelati buttati a terra, tovagliette e quant'altro, quindi un intervento continuo. Sono due macchine a motore elettrico e che tecnicamente mi dicono sostituiscono circa 5 operatori manuali e quindi aspirano quindi con facilità anche le cicche di sigarette, tutto. Potreste incrementarli o questo lo vedremo il fabbisogno. Attualmente 2 per quelle zone, diciamo le zone pedonali che sono ricomprese tra Piazza Duomo, Piazza Università, via Tennea, Piazza Vincenzo Bellini, sembrano sufficienti e evidentemente se ci dovesse essere la necessità potremmo anche pensare ad acquistarli. Costano molto? Parecchio. Immagino. Costano parecchio, sono tecnologiche, tutto motore elettrico, quindi costano. Lei quando ne parla gli assessori addetti a questo dobbiamo guardare anche i costi, ovviamente. Andiamo avanti, altri messaggi se ce ne sono. Giovedì sera c'è lo scempio dei rifiuti che i vari condomini vediamo buttano, ma che non hanno niente a che fare con l'indifferenziata. Ha assolutamente ragione. Noi infatti, da quando la polizia ambientale ha avuto questo innesto importante di vigili urbani, il giovedì sera è proprio il giorno in cui noi predisponiamo, la polizia locale
predispone dei servizi appositi di concerto con l'azienda che effettua la raccolta e purtroppo verbalizzano tantissimi concittadini, perché è vero quello che dice il telespettatore, purtroppo l'indifferenziato che non è indifferenziato è residuale, non è residuale, ma troviamo tantissimi rifiuti, spesso mischiati, e questo come non solo è una cosa pessima da vedere, ma costa, perché l'indifferenziato ovviamente ha un costo elevato e questo poi determina che la Tari per esempio è molto elevata, cresce o potrebbe crescere. Noi abbiamo fatto di tutto per non farla crescere in quest'anno, perché nonostante i costi sono lievitati siamo riusciti a non farla crescere, però è chiaro che è un comportamento virtuoso, è necessario per poter pensare a un abbattimento della Tari. Quindi dico una banalità, assessore, vice sindaco, il residuale non c'entra nulla con gli altri settori. Esatto. Che vuol dire allora? Non è l'organico. Non è l'organico, il problema è che il giovedì, che è il giorno dell'indifferenziato, invece di lasciare l'indifferenziato, la gente mischia tutto quello che ha, si disfa di tutto quello che ha. Quindi mette dentro il legno, io lo vedo, perché chi viene verbalizzato perché, proprio per questo, per un conferimento errato, perché se dell'indifferenziato in una busta di indifferenziato metti l'organico, il vetro, la plastica, il legno, tutto quello che andrebbe diviso, è tutto quello che andrebbe diviso in maniera semplice, perché la signora, non so, il signore che ha scritto si riferisce sicuramente a utenze domestiche, quindi voglio dire un'operazione che ormai dovrebbe essere nella coscienza di tutti noi, quella di suddividere, di suddividere i rifiuti. Andiamo avanti. Allora, quando chiudono i mercati rionali occorrono parecchi camion per ripulire? È una domanda. Si potrebbero fornire di sacchi i venditori? Allora, dipende intanto dalle aree mercatali, perché noi abbiamo fatto un intervento importante sull'area mercatale principale, che è quello della fiera di Catania, e abbiamo fornito dei mastelli a tutti gli operatori che vengono conservati lì in zona, allocati al mattino li prendono, e con questo accordo che abbiamo fatto con gli operatori abbiamo migliorato la raccolta, anche se non è ancora, è sempre da migliorare, sempre perfettibile, perché l'ideale sarebbe avere una piazza pulita appena si interrompe il servizio. Purtroppo ancora non è così, però la situazione rispetto a prima è decisamente migliorata. Probabilmente il nostro telespettatore si riferisce anche agli altri mercati rionali, ed effettivamente in alcuni mercati rionali la situazione invece è peggiore rispetto all'area mercatale. E da cosa dipende secondo lei? Probabilmente perché dobbiamo intervenire, gli operatori sono magari irregolari, ci sono degli operatori che non osservano le regole, quindi non sono fissi, questi non sono fissi, quindi alla fiera sono fissi, quindi è più facile fare un intervento e lasciare qui. Anche una verifica, anche una verifica è più semplice rispetto ai mercati rionali che magari si svolge una volta a settimana. Però questo è un intervento che noi dobbiamo cominciare a fare. Abbiamo fatto degli interventi, però dobbiamo essere un po' più incisivi. Importante quindi, come dire, un suggerimento che arriva come stimolo. Assolutamente, diciamo. grazie. È possibile, grazie a lei, è possibile fare pulire la zona della fiera a Feroloni la domenica? Sì, ma questo già lo facciamo, la fiera, l'area mercatale la domanda è, dice, probabilmente non mi risulta, verifico, ma non mi risulta, ci vado sempre pure io la domenica, dico, proprio quell'area è l'area su cui giornalmente si interviene. Tra l'altro... Quindi domenica compresa? Domenica compresa, perché tra l'altro lì la fiera, il sabato la pulizia viene effettuata la sera, perché chiude il mercato chiude nel tardo pomeriggio, quindi viene effettuata alle 18, quindi nei fatti viene pulita. E la domenica comunque si ritorna a pulire, quindi mi sembra strano, però approfondisco per verificare. Grazie anche per questo. L'ultimo messaggio, vice sindaco, a che punto è la ricerca degli evasori della Tari? Questa è una bella domanda e ringrazio il telespettatore che la pone, perché è un problema, nel senso che la Ragioneria sta facendo un grande lavoro in questo senso, perché noi abbiamo due tipi di evasori, perché abbiamo coloro che non pagano la Tari ma sono censiti. Il grande lavoro che sta facendo la Ragioneria e l'Ufficio Tributi è quello di individuare quelli che non esistono, non sono censiti. E perché non sono censiti? Perché magari non sono registrati, non sono stati mai perseguiti, perché questo ci consentirebbe di diminuire la Tari. Faccio un esempio banale.
Se la Tari è 100 e la dividono in 4 si paga 25, ma se la dividono in 5 si paga 20. Quindi noi dobbiamo, la ricerca è una doppia ricerca. Coloro che non pagano perché devono pagare e coloro che non sono neanche censiti e che devono pagare quello che sia giusto. Questa è una ricerca che voi potete fare? Stanno facendo, già hanno fatto e anche questo ci ha consentito di non aumentare la Tari. Ma meno male. Esatto, perché sono risorse che arrivano comunque in più e che quindi compensano e poi le altre spese. Resta comunque la più alta Assolutamente, d'Italia. dobbiamo diminuire e speriamo di poter poterlo segnalare con lei in una prossima trasmissione. Grazie per essere stato con noi. Grazie a tutti voi. Grazie Buon a tutti pomeriggio gli ascoltatori che ci hanno mandato messaggi. Ringraziamo Massimo Pesce, vice sindaco fresco di nomina, ma sempre assessore all'ecologia. Adesso i programmi Telecolor continuano. Buon pomeriggio.